Oggi si celebra San Bartolomeo. Il nome Bartolomeo ha origine ebraica e significa figlio della terra arata. Oggi 24 agosto si celebra il Waffle Day, giornata in cui venne brevettata negli Stati Uniti la piastra per il dolce nord europeo da Cornelius Swarthout. I waffle sono una prelibatezza amata da molti, soprattutto nelle regioni del nord Europa. La loro storia è antica. In pieno Medioevo un abate e un fabbro inventarono in Belgio i waffle, come li conosciamo oggi, cotti in piastra di ghisa a forma esagonale, simile a un alveolo. Ma è nell'antica Grecia e Roma che i waffle furono ideati, in forme rudimentali e preparati sul fuoco. Dal Medioevo in poi questi deliziosi dolci, croccanti e soffici, sono diventati una parte integrante della cultura culinaria di paesi come Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. Il 24 agosto del 1962 la lira diventa moneta nazionale, con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788 che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta. Sapete qual è la città più inquinata del pianeta? Nel 2005 è stata dichiarata Linfen, una metropoli di 4,5 milioni di abitanti nella provincia cinese dello Shaanxi. È circondata da miniere di carbone, il combustibile più inquinante in assoluto, che determina un 30% di incremento di mortalità rispetto alla media nazionale. Recentemente New Delhi è stata definita per la quarta volta dal 2018 la capitale più inquinata del mondo, con la qualità dell'aria peggiore. A stabilirlo è stato il World Quality Report 2023 dell'organizzazione svizzera IQ Air. Buona domenica ai 12. Oggi Sole e Luna sono tutti dalla parte del segno della Vergine, ma non vanno molto d'accordo con Urano, col cambiamento, per cui l'energia zodiacale vorrà gestire un po' di calma e di pace per i segni zodiacali agitati un po' da qualcosa. Vediamo cosa dice lo zodiaco Ariete. Per voi queste posizioni sono relativamente abbastanza neutre, è solo la mancanza di Marte che sentite così opposto e distante a potervi preoccupare, ma gli ottimi aspetti che convergono nel vostro cielo già vi fanno riprogettare tutto per come l'energia degli astri per adesso esige. Toro. Per voi è perfetto, proprio perché questa configurazione zodiacale vi aiuta ad avere le idee chiare e obiettivi pratici e soprattutto escludere ciò che non volete che più accada, soprattutto in ambito professionale. Gemelli, per voi è un po' complicato proprio perché ospitate Urano e il Sole e la Luna sono in quadratura proprio col pianeta dei cambiamenti. Probabilmente il cielo vi chiede di non essere troppo irruenti o repentini nei cambiamenti di idea, proprio perché le persone che avete intorno a voi potrebbero confondersi. Cancro, per voi sono pianeti alleati, ma risulta sempre un'ansia costante da parte vostra rispetto al fatto di ledere l'amore, che ambito su cui si riverberano alcuni cambiamenti professionali che inevitabilmente investiranno anche la parte gestionale della coppia. Leone, per voi Mercurio tenta di gestire Marte e di direzionare l'azione in un caos un pochino sorprendente, visto che per voi ci sono delle spese impreviste a cui dovete assolutamente ovviare. Vergine, sarebbe uno stato di grazia con Sole e la Luna nei vostri gradi a darvi forze ed energia, se non che Urano proprio vi farà detestare tutti i cambiamenti e tutto quelle che possono essere le perturbazioni nel vostro stato di grazia. Tentate di essere un pochino più filosofici e realisti. Bilancia, ecco, per voi Giove e Marte sembrano scalpitare proprio perché c'è una grande
attesa di aspettative che dovranno essere soddisfatte e voi, perfezionisti come al solito, non ascoltate chi tenta di consigliarvi di ridimensionare le cose. Scorpione, per voi queste configurazioni zodiacali sono abbastanza positive. Giove però vi aiuta a ridistribuire meglio le cose, a ricordarvi che nelle piccole faccende quotidiane che potete trovare una nuova piacevole rinascita. Sagittario, per voi questi aspetti sono abbastanza nevrotizzanti, proprio perché il Sole e la Luna disturbano molto le vostre energie e la vostra psiche. Urano vi sottopone a dei cambiamenti improvvisi di rotto di strategia ai quali la vostra adattabilità dovrà trovare una soluzione. Ne avete tanta, quindi non sarà particolarmente complesso. Capricorno, per voi sono degli aspetti di trigono e Urano è abbastanza lontano per non disturbarvi. Tendete però a volere eternare un po' tutto, non tutto dura per sempre, per cui rassegnatevi anche a lasciare andare alcune cose. Acquario, e beh, seppure i pianeti in Vergine non vi disturbano affatto, ma Urano, il vostro pianeta, esige moltissimo, non ci sta proprio a sopportare le emozioni o punti di vista altrui che non vi sembrano per niente razionali. Cercate però di capire che non tutti ragionano nella stessa maniera, non escludete gli altri affettivamente solo perché intellettualmente non andate d'accordo. Pesci, l'opposizione di Sole e Luna e la quadratura di Urano vi mettono oggi a dura prova, proprio perché dovrete comunque fare i conti con chi si può dimostrare affidabile o meno rispetto alla parola data e a tutto quello che vi ha promesso. Coppie di ballerini e attori che si baciano erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Il celebre inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nel 1891, ricevendo il brevetto il 24 agosto dello stesso anno. Per alcuni studiosi il cinetoscopio di Edison segnò la nascita del cinema, 4 anni prima del cinematografo dei fratelli Lumière. Chi di voi non si è mai trovato in questa situazione? Fate tutto il duro lavoro, vi impegnate al massimo e poi ecco che arriva qualcun altro a rubarvi la scena, prendendo il merito o l'attenzione che spettava a voi. Che fastidio, vero? Beh, gli inglesi hanno un modo per descrivere questa situazione: to steal someone's thunder, che in italiano possiamo tradurre con rubare il tuono a qualcuno. George Louis Borch coltiva fin da bambino una grande passione per le parole. A soli 7 anni scrive il suo primo racconto, a 9 realizza la sua prima traduzione. Questo scrittore instancabile attraversa il Novecento, diventando un'icona del realismo magico. Nel 1960 la sua vita subisce un drastico cambiamento. Dopo 20 anni di ipovisione diventa completamente cieco a causa di una malattia genetica. Questa oscurità influenza il suo immaginario. Nonostante il suo talento e il grande riconoscimento del pubblico, Borch non ottiene mai il premio Nobel, che gli viene negato per ragioni politiche. Ci salutiamo con la frase del giorno: io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. E per farlo al meglio prendete spunto dalle piccole cose che vi accadranno durante questa nuova meravigliosa giornata. E mi raccomando, vi aspetto qui domani. Buona giornata dalla vostra Martina.